Dopo tantissimi mesi mi è arrivato il pacco di HelloFresh perché ho deciso di comprare di nuovo questa settimana e poi la prossima invece la salterò e comprerò di nuovo per quella dopo. È un abbonamento che si può personalizzare, insomma, se non si vuole tutte le settimane si salta tranquillamente. Io lo stavo facendo da mesi e oggi è il 3 di ottobre. Io sì, sono ancora piena d'allergia. Oggi c'è stato un vento particolarmente intenso il pomeriggio e ha fatto volare di tutto e infatti io sono KO. Spero che la roba sia in condizioni decenti. Ho il controllore qua di fianco. Questa volta che cosa ho comprato? Perché non è una collaborazione, io acquisto con i miei soldi. Pinza alla salsiccia e crema di ricotta che avevo già fatto anche in video. Il burger di petto di pollo alla mediterranea. Poi salmone speziato in glassa di soia al miele, questo qui mi era piaciuto tantissimo, veramente tanto, e merluzzo dorato al timo e limone, anche questo era buono. No, forse questo non l'avevo mai fatto. Comunque sono buone queste robe. Sono delle ricettine proprio studiate alla perfezione. Qui mi preoccupa molto la situazione perché vedo che veramente la confezione è tutta bagnata. Qua cosa c'è dentro? Ah, questo è l'extra, questa è la frutta extra e qua c'è tutta la roba da frigo, la metto lì e vi faccio vedere. Le cose da frigo sono queste: burro, questo cos'è? Pezzo di carta? Boh, non lo so. Il grana, salsiccia a nodi, ok? Il pollo è tutto bello fresco perché era proprio attaccato al ghiaccio, per cui per fortuna sono tranquilla. La ricottina, la misticanza, 2 pezzi di salmone, uno di merluzzo e ho preso anche 2 piatti già pronti. La parmigiana di melanzane giusto per provare, ma non per prenderla sempre sta roba, e questo filetto di branzino con verdure giusto per provare, ma non comprerò sempre, assolutamente no. Ecco, se vi interessa vi lascio questo, ce ne sono 3 qui. La prima box 0 euro, abbonamento senza vincoli, spese di spedizione escluse, quindi pagherete la spedizione ma non la box. Vi lascio questi 3 codici per avere la box gratis esclusa la spedizione. È un servizio che utilizzo da ormai più di un anno, quindi cioè potete fidarvi, ecco, la roba è buona. In genere è buona, poi capita che magari ci sia qualcosa di un po' però vi faccio vedere anche la frutta che è arrivata. Allora, ci sono i mirtilli, 125 grammi di mirtilli. Sì, è c'è un po' di acquetta, ma insomma dai, sembrano belli. Questa è un po' da mangiare. Pera, kiwi, qui c'è un'altra pera, altro kiwi, questo è già pronto. Poi vediamo che cos'è sta roba, questo non so che cosa sia. Poi sempre questo, guarda, sembra una cacca. Dopo cercherò. No, questo se n'è andato. Una mela gigante, un'altra mela gigantissima, giganterrima. Qui c'è un'altra povera pera da mangiare. Sono un po' maculate queste pere. Guarda. Sì, però non è morbida, insomma, quindi è mangiabile. No, di nuovo! Ecco, ancora un kiwi. E basta, il sacchettino è vuoto. E qui ho tutta la roba da mettere in frigo, perché sennò va male. Boh, adesso tutto questo casino devo sistemarlo. Qua c'è il ghiaccio però. Devo sistemare tutto sto casino. E via. Ecco, HelloFresh, se vi interessa, ci sono quei 3 codici sconto per avere una box. Oggi faccio la pinza zucchine, pomodori secchi e salsiccia. E qui c'è un gatto spaccato per terra. Ma Peppe, cosa stai facendo? Ah, vabbè. Ciao. C'è un leggero raggio di sole. Oggi il meteo è questo. Molto particolare. Sembra un mondo a parte. Non eri svaccato in casa?
No. Pippo adora stare lì, lui si passa le ore lì sul tiragraffi. Io Mimì, è bello questo tiragraffi, sì. Ciao Peppe, ciao. Ecco, come vedete l'erba è ancora bella verde, qui fa caldo. Sinceramente in questo momento c'è caldo. Sì, gli alberi stanno iniziando a perdere le foglie con molta calma, il bosco non si è ancora colorato, l'autunno è un po' in ritardo. Ed ecco qua la pinza, non è intera, c'è un altro pezzo che sta cuocendo adesso. Cioè, bella sostanziosa devo dire. Sì, ho usato il condimento che avevano messo loro, cioè le quantità sono quelle. Beh, io mangio. Nuovo giorno, oggi è il... bella domanda, oggi è il 6. Ho comprato da questo sito, è quello che pubblicizza Bruno Barbieri col suo topper per il letto. Non ho preso il topper, ha un costo veramente alto. Ho paura che con l'umidità che c'è in camera nostra si possa rovinare, quindi non ho preso il topper. Però ho preso 2 cuscini. Teoricamente dovrebbero essere 2 cuscini, 2 copricuscini, perché quelli che ho sono vecchi, quindi ne ho presi 2 nuovi, e uno spray da spruzzare la sera prima di andare a letto. Qui c'è lo spray, si chiama profumo fave di cacao e fiori bianchi. E questo? 2 me ne hanno messi! Allora questo è l'omaggio, questo è quello che ho acquistato io, questo è l'omaggio. Ma va, 2 me ne hanno messi, che gentili. Ok, beh, ci ho speso più di 100 euro, quindi... Qui ci sono i copricuscini, immagino. E i cuscini sono in piume e piumette. Sì, ho comprato quelli in piuma perché alla fine io ce l'avevo quando ero più piccola, a casa dei miei, e era comodo. E quindi ho deciso di prendere i cuscini in piuma questa volta e non usare quelli sintetici, quelli stupidi dei cinesi che costano poco e valgono poco. Comunque adesso li metto a prendere aria perché sicuramente bisogna farli prendere aria e nient'altro. Questa è la mia manicure, l'ho fatta ieri sera in velocità. Questi sono degli adesivi per unghie semplicemente, ci ho messo sopra il gel trasparente e via. E le unghie sono fatte. Sono in canottiera 6 di ottobre, sì, perché fa caldo. Non mi avete mai vista in canottiera in ottobre. Cioè, voglio sentire questo. Oh, buono, questo è un profumo che adoro. Adoro questo profumo. Non so cosa mi ricordi, ma c'è qualcosa. No, io lo adoro questo profumo qua. Forse è anche un profumo proprio da donna questo. Cioè simile. Sì, è buonissimo. Adesso sono una bimba felice con i cuscini nuovi. Vado a metterli fuori all'aria e al sole. E i copricuscini devo lavarli. Ahimè, ho appena fatto una lavatrice. Potrei farne un'altra. No, sì, sarebbe da dare giusto una risciacquata. Vabbè, adesso ci penso, vado di là perché ho la cucina che è un disastro, perché ho fatto da mangiare oggi, ho fatto un casino. Aiuto. Non vi avevo fatto vedere dove avevo posizionato le piantine, le ho messe qua con la borsa in mezzo sopra. La morbidezza. Sono belli grossi questi, cioè sono belli pienotti, belli sostanziosi, come cuscini. Ci sono le varie etichette, cuscino Royal o Royal, doppia imbottitura per il più alto livello di comfort. 100% cotone, ma all'interno ci sono piumette, piumino d'oca e anatra. Cuscini nuovi. E qui c'è altra roba nuova. E riuscirò prima o poi a registrarvi quel video, anzi quei video su tutti gli acquisti che ho fatto in questo periodo, perché ne ho fatti veramente una marea. Ho fatto un po' di rinnovo armadio. Quello è ancora attaccato, ma vedete che lassù ad esempio si è staccato. Però è ancora lì.